all'università. Cadono i 25 anni di fondazione dell'Ateneo Scaligero, 60 anni dell'approvazione della Costituzione. Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, dedica mezza giornata all'Ateneo di Verona tra rettorato, campus. Al Polo Zanotto Fini tiene la Lectio Magistralis sull'articolo 9, sul valore della cultura e della ricerca scientifica quali garanti della democrazia. Principi della Carta non messi in discussione dalle riforme, sottolinea la terza carica dello Stato nel giorno dell'approvazione del federalismo fiscale. Il discorso relativo alle riforme è giustamente riferito al funzionamento del sistema istituzionale, il bicameralismo, il rapporto tra lo Stato e le regioni, il ruolo dell'esecutivo, quindi non credo che si possa dire che affermare i valori della prima parte della Costituzione significhi contestare la necessità di politiche riformatrici del nostro assetto istituzionale. Sono due questioni totalmente diverse. Al Presidente della Camera si rivolge il Rettore Alessandro Mazzucco, per niente formale né conciliante nel suo intervento di apertura. I prossimi saranno 3 anni di tagli per 1,5 miliardi di euro, tagli che non possono non compromettere la ricerca. Una cura dimagrante dettata dai tempi, certo, ma generalizzata, che non tiene conto delle realtà virtuose, ha rimproverato il Magnifico. Gli studenti fermano Fini e mandano messaggi durante i suoi tragitti, non solo proteste ma realtà virtuose. Nella mattinata universitaria del Presidente c'è spazio per una visita alla caserma Santa Marta che ospiterà la facoltà di economia. E a 2 passi dall'università il Presidente della Camera Fini ha voluto nel primo pomeriggio essere presente all'intitolazione del lungaggio dedicato all'onorevole Nicola Pasetti. L'Adige segna il corso del tempo, ingiusto con Nicola Pasetto. Oggi scrive un'altra pagina e lo consegna alla storia della città. Al drappo che scopre la pietra, il Lungadige già porta vittoria da oggi al nome del deputato veronese, scomparso tragicamente nel 1997. Ci sono le bandiere tricolori che sventolano, l'inno d'Italia, la commozione è generale. Il padre Fausto, i suoi congiunti, i suoi sostenitori, i compagni di partito, dell'intensa militanza dal Fronte della Gioventù all'MSI ad Alleanza Nazionale, che oggi governa la città, lo ricorda tra i banchi di Palazzo Barbieri, consigliere più giovane d'Italia. Da Roma sono arrivati i deputati, oggi massime cariche dello Stato, i suoi compagni di una stagione politica diversa. È una cosa che anche personalmente mi crea, desta in me commozione, proprio se penso a quanti ricordi ho di Verona, di Nicola, in anni ormai lontani, insomma. Cioè, Nicola era sicuramente amato da una parte della città, credo di poter dire era rispettato anche da coloro che all'epoca non si riconoscevano nelle idee di quella che all'epoca era la destra politica, insomma, proprio perché da tutti veniva considerato come un esponente politico che al di là delle posizioni che prendeva era sempre comunque orientato nel suo agire dal forte convincimento di fare la cosa giusta, insomma. Le contestazioni annunciate alla vigilia dalla destra rivolte a Fini, artefice della svolta di Fiuggi, non ci sono state ma non avrebbero disturbato Nicola Pasetto, ha concluso il presidente di Enel, Massimo Giorgetti. E Fini ha concluso